Un nuovo concetto di turismo che faccia incontrare il senso di appartenenza dei sardi a vantaggi economici a loro riservati, per fare sì che i sardi o residenti in Sardegna che sceglieranno la loro isola come meta delle vacanze 2020 possano avere accesso a una comunità di conoscitori della Sardegna e contribuire in maniera diretta alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Nell'estate turisticamente più anomala e difficile che probabilmente da quando si è sviluppato il turismo in Sardegna ci si ritrova a vivere, Portale Sardegna lancia una nuova iniziativa per incentivare il turismo locale e per diffondere la conoscenza delle ricchezze del territorio. La soluzione proposta da Portale Sardegna si chiama Sardinian Passport, un libretto dedicato ai sardi che premia con buoni per un weekend omaggio chi visiterà le 8 zone di riferimento dell'isola, 7 balneari e una dell'entroterra, prenotando sui siti del network Portale Sardegna presso un operatore turistico convenzionato. I residenti nati in Sardegna usufruiranno di una corsia riservata che permetterà loro di risparmiare fino al 60% sul costo della vacanza. Non solo, visitando tutte e 8 le zone contenute nel Sardinian Passport, i visitatori, oltre al weekend omaggio, saranno insigniti da Portale Sardegna del ruolo di ambasciatori, cioè faranno parte di una community di conoscitori dell'isola che potranno contribuire al recupero del patrimonio storico e culturale della Sardegna. Per ogni nuovo ambasciatore, Portale Sardegna farà infatti una donazione a un progetto culturale che valorizzi una comunità locale. La proposta turistica di Portale Sardegna parte da un sondaggio svolto dallo stesso portale, secondo cui quest'anno tra i residenti in Sardegna che solitamente preferiscono non trascorrere le vacanze nella propria isola, ben il 91% è disposto a farlo per sostenere l'economia e il turismo del proprio territorio. Per tutti coloro che volessero approfondire il tema è possibile visitare il sito www.portalesardegna.com.